Intanto bisogna avere rispetto per il voto degli elettori. Il dato positivo è che tante persone sono andate a votare, bisogna avere rispetto. A livello nazionale ha vinto il no e quindi evidentemente la maggioranza dei cittadini di questo Paese non vuole la riforma costituzionale. Io sono convinto che fosse una buona riforma indifferentemente dalla parte politica. Penso che abbia vinto in questa campagna elettorale purtroppo lo scontro partitico per colpa dell'una e dell'altro fronte e non si è entrato nel merito. Detto questo, gli italiani hanno scelte, bisogna avere rispetto di questa scelta. Mi auguro che adesso si torni però ad un clima che non sia la rissa continua che purtroppo in questa campagna referendaria abbiamo visto. Poi un altro dato sicuramente che in 3 regioni, Veneto per prima, Friuli Venezia Giulia per secondo, Lombardia per terza, invece ha vinto anche con un ottimo margine il sì. Come si spiega questo risultato? Io penso che in questo caso ci sia anche una fiducia degli amministratori del territorio che hanno spiegato, penso in modo molto, il più possibile oggettivo, sicuramente di parte, ma oggettivo senza cadere nella rissa, le motivazioni del sì. E i cittadini evidentemente l'hanno capito perché se sono quasi 10 punti di scarto per il sì in Friuli Venezia Giulia, più di 10 punti di scarto in Veneto e un poco meno in Lombardia, evidentemente chi amministra il territorio riesce a confrontarsi alla fiducia dei cittadini. Il dato dell'affluenza anche importante, no? L'affluenza molto, l'ho detto per primo, l'affluenza è sicuramente un dato positivo. Ha vinto il no, non c'è dubbio, e che l'affluenza sia stata molto alta è un altro fatto molto positivo. Voglio dire, ha detto dall'inizio la Presidenza del Consiglio che questo non è un voto sulla maggioranza, sul governo e che non avrebbe influito sul futuro del governo e della maggioranza. E in modo coerente ha detto la stessa cosa oggi. Mi sembra invece alquanto particolare che ho visto per esempio il Presidente Conte poco fa che malgrado queste fosse stata molto chiara con gli italiani, la Presidente Meloni, e adesso il Presidente Conte dice deve dare le dimissioni, Renzi dice deve dare le dimissioni. Voi capite che quando dicevamo che volevano politicizzare il referendum, il giorno in cui il no, non c'è dubbio, abbia vinto, lo vogliono utilizzare come diciamo un vantaggio partitico e non invece il rispetto del voto sul referendum dei cittadini.